Stop alle polemiche sterili, sulla lingua sarda serve un immediato cambio di rotta della giunta regionale. Non usano giri di parole i consiglieri del gruppo Sardegna Vera che questa mattina in Consiglio regionale hanno presentato un disegno di legge sulla valorizzazione, tutela e normalizzazione del sardo e delle altre lingue della Sardegna. Il testo della norma è stato depositato con una stesura bilingue, italiano e sardo. Questo per sottolineare l'obiettivo del disegno di legge che punta a dare dignità istituzionale, scientifica e culturale alla lingua sarda. L'iniziativa nasce da una stretta collaborazione con il CSU, il Coordinamento pro Sardo Ufficiale, ha sottolineato Efisio Arbau, capogruppo di Sardegna Vera e primo firmatario della legge. Oltre che un atto politico, rappresenta anche una soluzione tecnica e operativa per uscire dall'impasse in cui sembra precipitata la politica linguistica. 16 mesi fa, ha sottolineato Arbau, si è scelto di interrompere un cammino di valorizzazione della lingua sarda durato 10 anni, senza proporre un modello nuovo e alternativo. Alla conferenza stampa sono intervenuti diversi rappresentanti del CSU e Giuseppe Corungio, ex direttore del Servizio regionale linguistico. In questo momento occorre abbandonare le polemiche e lavorare per la costruzione di alternative, hanno sottolineato tutti. Il disegno di legge è composto da 35 articoli e prevede una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro all'anno per il prossimo triennio. La proposta di legge prevede tra l'altro l'introduzione di tutte le facilitazioni possibili per il sardo a legislazione vigente senza modifiche statutarie, il passaggio delle competenze dall'assessorato della pubblica istruzione al Presidente della Regione, la creazione di una fondazione linguistica regionale o un'agenzia che si occupi della pianificazione e normalizzazione della lingua, ma anche il riconoscimento con legge della lingua sarda comune come lingua ufficiale della Regione.